Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dalla Pallaresivo di Cagliari per assistere all'ottava giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile tra la Virtus Cagliari e la Nico Basket, formazione toscana di Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, per questo recupero del campionato, gara che non si era disputata ovviamente per le questioni Covid di questo ultimo periodo, e ormai questo non fa più notizia. Agli ordini delle signore Giulia Caravitta e Alma Pellegrini. Giulia Caravitta della sezione di Ferrara, mentre Alma Pellegrini della sezione di Cesenatico scendono in campo. Le formazioni allenate da coach Iris Ferrazzoli per la Virtus e da Andreoli Lucca per la formazione ospite Virtus, in canotta bianca con richiami blu, pantaloncino bianco con richiami blu, mentre risponde la Nico Basket con una canotta nera con richiami fucsia. Primo pallone giocato dalla Virtus che affonda e va alla conclusione con Capitan Pellegrini, poi non riesce a mantenere il pallone in campo la numero 13 Crisantidou, quindi quintetto per la Virtus con, come detto, Pellegrini e Crisantidou, poi Brunetti, la numero 9 Martina Zolfanelli e la numero 17 Giada Podda. Questo il quintetto proposto in avvio di gara da coach Ferrazzoli, mentre arrivano i primi due punti dell'incontro per la formazione ospite. Adesso la penetrazione con palla appoggiata al ferro da parte di Zolfanelli, palla recuperata da Pellegrini, ancora Zolfanelli per la stessa Pellegrini, palla dentro per la numero 13 Crisantidou, la conclusione, palla ancora sul ferro, poi Brunetti sotto canestro, il rimbalzo, poi va alla conclusione, c'è il fallo, primo fallo dell'incontro. Rimane colpita anche la lituana Zelnite con la casacca numero 23, poi con la casacca numero 17 Elena Giovanna Ramò, mentre va a segno il primo tiro libero, poi Capitan Nerini secondo tiro libero a segno. 2-2 il risultato, dicevamo il quintetto della formazione ospite con Carlotta Gianolla, Diletta Nerini che è il capitano con la casacca numero 0, con la numero 17 Ramò, con la numero 23 Zelnite che adesso va alla conclusione, stoppata ancora da Brunetti, e poi con la casacca numero 19 Frustacci. Questo il quintetto per la formazione allenata da coach Luca Andreoli. 2-2 il risultato. Adesso va sino in fondo, palla appoggiata al tabellone da parte del numero 19 Frustacci. Virtus 2 Nico Basket 4, questo il parziale, questo primo quarto. Adesso la tripla che va a segno dalla distanza con Zolfanelli, si porta in vantaggio la formazione cagliaritana. Nerini, palla dentro per Ramò, non ci può arrivare, l'ultimo tocco è della giocatrice di 183 cm con la casacca numero 17 Elena Giovanna Ramò. Adesso palla dentro, Crisantidou si gira, spalla a canestro, cerca il canestro, l'ultimo tocco poi arriva da parte di Giada Podda. Palleggio per Ramò, porta palla, lo scarico per Frustacci, palla dentro, spalla a canestro, la girata della numero 13, vale a dire Gianolla, poi il rimbalzo ancora di Brunetti, penetrazione di Zolfanelli, lo scarico per Brunetti, affida ancora la palla a Zolfanelli,
il palleggio. Ancora 8 secondi per andare alla conclusione. Podda, la penetrazione va sino in fondo e va a canestro, si aiuta con il fisico e va a canestro Podda per il 7° punto della Virtus contro i 4 della formazione ospite. Adesso palla ancora sporcata, ancora con Ramò in palleggio. Nerini, poi c'è la girata ma c'è anche il rimbalzo e poi arriva il fallo, la girata e il rimbalzo della numero 13 Gianolla e poi c'è il fallo sotto canestro. I consigli di Iris Ferrazzoli all'indirizzo di Giada Podda. Adesso va in lunetta e va a segno con il primo tiro libero Carlotta Gianolla. A segno anche il secondo. Ancora Podda, palla dentro, forzata. Palla in possesso ancora la formazione ospite, 7-5 il risultato in favore della Virtus, ferma ancora a 0 punti in classifica con 12 sconfitte su altrettante partite, mentre sono 10 i punti della formazione ospite che adesso va a canestro con Ramò ma subisce anche fallo. Diciamo 10 punti in classifica, 11 partite giocate, 5 vittorie, 6 sconfitte per la formazione toscana, mentre va in lunetta con un tiro libero aggiuntivo la numero 17 Ramò. E va a segno il sorpasso. Zolfanelli, Crisantidou riceve palla ancora per Zolfanelli. Adesso Pellegrini aveva lo spazio anche per andare alla conclusione dai 3 punti. Non se l'è sentita, lo scarico, palla persa ancora dalla Virtus. Adesso c'è la conclusione da 3 punti, poi c'è già la Podda sotto canestro che contende il pallone all'altra numero 17, vale a dire Ramò. Possesso palla per Nico Basket, giro palla Ramò, cerca e trova Frustacci, palla dalla parte opposta, ancora Ramò, la penetrazione sotto canestro, palla messa fuori, arresta i piedi a terra ma arriva anche la sirena del tempo per andare alla conclusione da parte della formazione ospite. Possesso palla ancora per le bianco-blu, palla dentro ancora verso Crisantidou, c'è il fallo subito. Dalla numero 13 padrona di casa che andrà in lunetta. Va a segno il primo libero. Partita equilibrata sino a questo momento. Va a segno anche col secondo. Sospiro di sollievo, palla che danza sul ferro dopo aver toccato il tabellone. Ancora Ramò, la palla per Zelnite che va alla conclusione, pallone però lungo, si riparte ancora con Pellegrini. Brunetti, il controllo, palleggio di Brunetti, si libera ancora Pellegrini, giro palla Zolfanelli lungo il perimetro, c'è il blocco portato da Brunetti, viene fischiato. Fischiato il blocco ai danni di Federica Brunetti.
Ancora il palleggio di Nerini, poi si libera Ramò dalla distanza e va alla conclusione da 3 punti. Movimento sotto canestro ancora di Crisantidou, palla affidata a Po dalla penetrazione, lo scarico ancora per Crisantidou sotto canestro, prova a girarsi, si libera molto bene, palla appoggiata al tabellone e va a canestro. Adesso c'è il tentativo di Pellegrini in anticipo su Ramò. Nerini, palla dentro per Zelnite, ancora Zelnite, spalla a canestro, prova a girarsi la lituana contro Brunetti, la stoppa Brunetti, la limita e poi vince anche il rimbalzo. Palla affidata ancora a Zolfanelli che palleggia al limite della lunetta, poi la penetrazione sino in fondo, stacca le mani dal pallone, con una mano appoggia al tabellone e porta in vantaggio la Virtus. 13 per le cagliaritane, 12 per la formazione toscana che adesso penetra con Ramò, lo scarico ancora Brunetti, recupera il pallone, il palleggio, poi perde tempo Brunetti, si fa recuperare, si fa rubare il pallone dalle mani. Ancora Nerini, movimento di Zelnite, poi palla affidata a Frustacci, ancora Frustacci, lo scarico per Ramò che blocca i piedi per terra, palla che tocca il ferro, ancora ennesimo rimbalzo di Brunetti che sta rifiattando. Adesso Pellegrini in palleggio, Zolfanelli, ricordiamoci che è assente anche oggi Silvia Favento per un problema muscolare. Adesso conclusione di Brunetti che tocca il ferro, rientra in campo, ancora il palleggio di Frustacci che poi affida la palla al suo capitano, vale a dire la numero 0 Nerini. Ramò dentro, la conclusione, palla corta, tocca il ferro, Crisantidou la recupera e c'è la ripartenza con Pellegrini in palleggio, il capitano della Virtus, palla in mezzo alle gambe, ancora la sterzata di Pellegrini, poi Brunetti, c'è infrazione di passi, arriva il canestro ma c'è l'infrazione di... e poi arriva il time out. Entrano in campo le due formazioni. Nico Basket in possesso palla con Nerini, ancora il palleggio, palla spostata sulla di destra, adesso la penetrazione la disturba Crisantidou, non riesce nella conclusione facile la giocatrice del Nico Basket. Adesso palla affinata a Zolfanelli, la sterzata di Zolfanelli, la penetrazione, cade addirittura a terra Zelnite e c'è il canestro di Zolfanelli, in vantaggio la Virtus. Adesso ancora Zolfanelli a disturbare la diretta avversaria, c'è il fallo. C'è il fallo di Savatteri.
Passo palla ancora per Nico Basket. Adesso la conclusione sotto canestro ancora della numero 13 Gianola, palla recuperata ancora dalla Virtus, palla dentro per Cristantidou, il pallone messo fuori ancora per Zolfanelli, arresta i piedi a terra, palla che tocca il ferro, poi rientra in campo. C'è il fallo fischiato contro Savatteri. Va in lunetta Nerini, sbaglia il primo libero. Il rimbalzo è opera di Cristantidou, può ripartire così la Virtus con la numero 16 Anna Lussu. Adesso Zolfanelli ancora sposta la palla, Cristantidou, la conclusione, pallone corto. Corpo a corpo tra Savatteri e la numero 23 Zelnite, il fallo della lituana, della numero 23 Zelnite, che adesso viene richiamata anche al cambio. Possesso palla affidato a Zolfanelli. Palla messa fuori, sbagliata la rimessa in gioco. Adesso possesso palla che passa alla formazione ospite del Nico Basket con la numero 19 Frustacci. Il palleggio supera la linea mediana del campo. Ultimi 53 secondi di questo primo quarto. Adesso Bassino in fondo, poi Pellegrini la sposta col corpo, la diretta avversaria, poi Anna Lussu, palla per Cristantidou, la conclusione, palla che tocca il ferro, poi sotto canestro c'è il recupero della numero 7 Lucia Adele Savatteri per il punto numero 17. Adesso Ramò si fa affidare lei il pallone, la penetrazione sotto canestro sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone, la gran giocata di Ramò per il punto numero 14 della formazione ospite. Adesso Lussu, palla messa fuori ancora per Savatteri, poi c'è il giro palla, Zolfanelli, Pellegrini, 3 secondi, Pellegrini va alla conclusione, palla che tocca il tabellone ma termina di nuovo in campo, ma terminano anche termina anche il primo quarto con il parziale di 17-14 in favore della formazione cagliaritana. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Secondo quarto, secondi 10 minuti di questa sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket Girone Sud tra la Virtus Cagliari e la Nico Basket. Adesso la conclusione, poi il rimbalzo ancora di Brunetti sotto canestro, ancora Pellegrini da 3 punti, palla che tocca il ferro, poi tocca per due volte il tabellone, palla in mano alla Nico Basket che riparte ancora con Capitan Nerini. Nico Basket che parte in quintetto in questo secondo quarto con Nerini con la casacca numero 0, con la casacca numero 6 Giglio Tos, poi con la numero 13 Gianolla, con la 17 Ramò. Adesso c'è il rimbalzo ancora sotto canestro da parte della numero 19 Frustacci, che completa così il quintetto allenato da coach Luca Andreoli. Adesso ancora un rimbalzo ancora di Ramò, pressione per la Virtus, conclusione da 3 punti ancora di Ramò che impatta sul 17 pari, mentre la Virtus parte con Brunetti, Lussu, Pellegrini, Zolfanelli e Crisantidu. Adesso ancora Crisantidu alla conclusione, ancora canestro. Palleggio, palla messa fuori ancora per Giglio Tos, giro palla, Ramò ancora da 3, ancora da 3 Ramò che porta in vantaggio la Nico Basket, 20 per le toscane, 19 per la formazione cagliaritana. Adesso Pellegrini, il palleggio, la penetrazione, poi lo scarico, Zolfanelli porta palla a lei, si gira, va alla conclusione e ancora il vantaggio, si gioca punto a punto, il vantaggio 21-20 per la Virtus. C'è il fallo fischiato ai danni di Crisantidu, canestro più libero aggiuntivo. C'è anche il cambio, rientra la numero 23 Zelnite. Dentro Giada Podda, fuori Crisantidu. Ha chiuso il primo quarto con 4 punti Crisantidu. Adesso più 2 per Nico Basket. Zolfanelli, Lussu, il palleggio per l'ex capitano del San Salvatore Serargius, la penetrazione adesso del capitano invece della Virtus, vale a dire Pellegrini, palla poi sporcata. Movimento Brunetti, Zolfanelli, la finta di Zolfanelli che poi va alla conclusione e trova altri 2 punti per l'aggancio, 23 pari. Adesso Zelnite, la finta della conclusione, poi Giglio Tos, Ramò per Zelnite, il movimento si smarca ancora Ramò che appoggia ancora il pallone al tabellone e riporta in vantaggio Nico Basket, 25-23 il parziale. In questo secondo quarto mancano 6 minuti, 52 secondi al riposo lungo. Adesso Brunetti, lo scarico per Zolfanelli, la tripla tentata da Zolfanelli che non va a segno, palla che tocca il ferro e rientra in campo. Riparte così Nico Basket con Giglio Tos, piedi piantati a terra, la conclusione che tocca il ferro, cade male la numero 19 Sofia Frustacci, ma si rialza. Fuori Nerini, dentro la numero 13 Gianolla.
Ancora Lussu, Brunetti, la conclusione di Brunetti è corta, poi non riesce ad arrivare di nuovo sul pallone. Palla dalla parte opposta, adesso Ramò, il palleggio, palla dentro per Zennite, poi tutta sola sotto canestro, si ritrova Carlotta Gianolla per il +4 da parte della formazione ospite. Ancora Zolfanelli che questa volta però sbaglia lo scarico, poi Ramò, lanciata a canestro in solitaria, e arriva ancora il time out chiesto da Iris Ferrazzoni. Possesso palla in favore della Virtus. Lussu sul punto di battuta, lo scarico per Zolfanelli, ancora Lussu, un gioco a due tra Lussu e Zolfanelli, si libera Pellegrini, ancora Pellegrini, lo scarico poi per Lussu, la tripla tentata da Lussu, c'è il fallo. C'è il fallo di Savatteri. Possesso palla per la formazione ospite con Ramò. Cambio di velocità di Ramò che poi appoggia ancora al tabellone. 23-31 per la formazione ospite che adesso sta allungando. Si è giocato sino a poco fa punto a punto. Adesso Zolfanelli, la tripla, palla che tocca il ferro, non è particolarmente fortunata la Virtus. Ancora palla schiacciata a terra, poi la conclusione, anche il rimbalzo, seconda conclusione per Gianolla che va a così a segno +10 per Nico Basket. Adesso Brunetti, palla dentro, Savatteri si gira molto bene, palla che danza sul ferro, l'ultimo tocco poi della numero 13 Gianolla, possesso palla. Possesso palla per la Virtus, la grinta di Iris Ferrazzoli. Palla giocata da Lussu per Brunetti, palla però intercettata, ancora Ramò, lanciata a canestro, facile facile, altri 2 punti per la numero 17. Ha chiuso il primo quarto come miglior realizzatrice dell'incontro con 8 punti. Adesso Brunetti, adesso Crisantidu non riesce a liberarsi del pallone. Fuori Pellegrini, dentro la numero 12 Lucia Pala, classe 2002.
Rimessa in gioco Gigliottos, possesso palla, il palleggio, il movimento di Gianolla che poi affida il pallone per la tripla tentata dalla numero 19 Frustacci. Adesso la sterzata di palla che poi affida il pallone a Lussu, sino in fondo Lussu che poi viene stoppata all'ultimo tocco e di Ramò. Zolfanelli, poi pala, il palleggio, bisogna andare alla conclusione, palla affidata a Lussu, c'è il fallo per fortuna della Virtus alla quale mancava un secondo per andare alla conclusione, c'è il fallo fischiato contro la formazione toscana, palla affidata a Zolfanelli. Altri 14 secondi per andare alla conclusione, Zolfanelli, la conclusione ancora con il pallone che danza sul ferro, poi rientra in campo, si ostacolano addirittura Brunetti e Crisantidou. Ramò questa volta è corta la sua conclusione, tocca il ferro, poi c'è il pallone che ha superato la linea di fondo, posto palla per la Virtus con pala subito verso Zolfanelli. Brunetti, conclusione con parabola alta che va a canestro, 25 per la Virtus, 35 per Nico Basket, ancora più 10 per la formazione ospite. Gigliottos per Ramò, ancora Ramò in penetrazione, poi lo scarico lungo il perimetro, Zelnite, palla dentro, ancora Zelnite, la conclusione, palla corta, tocca il ferro e termina sul fondo. Palla dentro, Brunetti aveva la possibilità di girarsi verso il canestro, non lo ha fatto, ancora Lussu. La penetrazione di palla sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone che poi rientra in campo, la lunga Zelnite arpiona il pallone, lo recupera poi adesso Ramò, ancora Ramò, lo scarico, sbaglia però Ramò, forza probabilmente la giocata. Si parte con pala che manda a vuoto l'avversaria, poi pala va alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra ancora in campo Nerini, palla dentro ancora per la numero 13 Gianolla. Adesso Zolfanelli, lo scarico, penetrazione di Lussu che si ferma allo scarico, ancora Zolfanelli, la finta dalla linea del tiro libero, va alla conclusione, poi arriva Brunetti, palla ancora che tocca il ferro, Crisantidou viene stoppata, poi Brunetti non riesce a recuperare il pallone, esce con la palla in mano Nerini, lo scarico per Gigliottos, la tripla di Gigliottos che va ancora a bersaglio. Brunetti non controlla il pallone, adesso Ramò, c'è il fallo di Lussu.
25 Virtus, 39 per la Nico Basket. Ponte Buggianese, formazione provincia di Pistoia, quindi formazione toscana. In lunetta va Ramò. Va a segno col primo tiro libero. A segno anche il secondo, arriva il cambio. Fuori Zolfanelli, dentro Podda. Pellegrini, si libera Crisantidu, la conclusione, poi arriva Podda che vince il rimbalzo. Ancora Lussu, giro palla sempre per Podda, la sterzata, poi lo scarico per Crisantidu. Pellegrini, sterzata e conclusione con la palla che danza sul ferro. Si libera Giglio Toss, ancora a 3 punti, ancora precisa. Crisantidu, arriva a Capitan Pellegrini, il palleggio controllata da vicino da Nerini. Ancora Crisantidu, affida il pallone ad Annallussu, ancora Allussu, il palleggio sino in fondo. Annallussu, palla che non tocca neanche il ferro, poi già da Podda molto bene, strappa il pallone dalle mani di un'avversaria, la grinta di Giada Podda. Adesso si va al riposo lungo con il parziale di 25 per la Virtus, 43 per Nico Basket. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ancora in diretta dal Palarestivo di Cagliari, 8ª giornata del campionato nazionale di Serie A2 di basket femminile Girone Sud tra la Virtus Cagliari e la Nico Basket. 25 per le cagliaritane, 43 i punti al referto dopo il riposo lungo per le giocatrici toscane, mentre adesso arrivano i primi 2 punti di questo terzo quarto che portano la firma di Federica Brunetti.
27 per le cagliaritane. Adesso un'altra stoppata di Brunetti. Palla affidata ancora a Ramò, che ha chiuso i primi 2 quarti con un personale di 24 punti, più questi 2 diventano già 26 su 45, uno score personale importante per la giocatrice italiana della Nico Basket. Adesso palla dentro, Brunetti ancora a canestro, parziale di 4-2 in favore della formazione allenata da coach Iris Ferrazzoli. Adesso Neroni, anzi Nerini, non Neroni, e poi c'è la conclusione con il canestro ancora per la formazione ospite. Pellegrini, posso palla per la Virtus con Crisantidou, sotto canestro, palla appoggiata al tabellone, gli applausi anche di Iris Ferrazzoli. Aggressiva la Virtus in questo avvio di terzo quarto. Adesso la stoppata ancora di Brunetti, sta facendo sentire all'inizio del terzo quarto, sia sotto canestro in favore che sotto canestro in fase offensiva per la formazione ospite, con le stoppate che sono un marchio di fabbrica per l'ex giocatrice della Cus Cagliari e del San Salvatore Basket. Ancora la conclusione di Crisantidou, palla che tocca il ferro, riparte Nico Basket con il coast to coast da parte della numero 19, vale a dire Frustacci. Adesso ancora Brunetti che stoppa il passaggio di Frustacci, può ripartire Podda, posso palla, 7 minuti 12 secondi alla conclusione del terzo quarto. Pellegrini ancora in palleggio, la penetrazione di Pellegrini, perde il contatto con la pallone, poi gli viene rubato, palla in mano a Brunetti, poi Pellegrini, c'è il fallo, non va a canestro, Pellegrini subisce soltanto il fallo da parte di Frustacci. Pellegrini sbaglia il primo libero. Va a segno invece col secondo. 32-47 il parziale in favore della formazione toscana. Adesso Ramò arresta i piedi a terra, poi c'è il fallo sotto canestro. Fallo sotto canestro di Podda. Rimessa in gioco Nerini, il controllo. Cade Nerini ma riesce a servire ancora Ramò. Palla persa, riparte Zolfanelli, ancora Podda, arriva a rimorchio Crisantidou, il palleggio, lo scarico per Pellegrini. Brunetti, palla dentro ancora per Crisantidou che però viene intercettata, può ripartire Ramò, ancora in palleggio, la sterzata di Ramò, palleggia prima con la mano destra poi con la sinistra, adesso arresta ancora i piedi a terra dalla distanza, attenta alla conclusione, palla che non tocca neanche il ferro. Si riparte ancora con il pallone in possesso di Pellegrini, c'è libera Podda, Zolfanelli arriva a lei, non serve nessuno, va alla conclusione
da 2 punti, ma sono altri 2 punti importanti per la Virtus. 34-47. Adesso Frustacci sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone con il canestro numero 49, o meglio 49 sono i punti sino a questo momento messi a referto dalla formazione ospite. Ancora Brunetti, Podda dalla parte opposta per Zolfanelli, tenta la tripla che non va a segno perché arrivano le mani e le braccia lunghissime della numero 23 Laura Zennite, la lituana, che poi subisce anche fallo. C'è il cambio, fuori Brunetti. Non cambio posticipato, si era già ripreso il gioco. Adesso sotto canestro c'è l'opposizione di Zolfanelli, ma va a canestro lo stesso Carlotta Gianolla. 34-51 ancora Zolfanelli dalla distanza, poi Crisantidou mantiene lei il pallone, ancora Zolfanelli, palla che tocca il ferro, un altro rimbalzo di Crisantidou che poi però viene stoppata, si riparte. Adesso Nerini in palleggio, Gianolla libera, c'è ancora il pallone toccato da Brunetti. C'è il cambio, fuori Brunetti, dentro Savatteri. Osserva Iris Ferrazzoli, adesso Ramon in penetrazione sino in fondo, ma troppo facile per la numero 17, senza quasi opposizione. Adesso Pellegrini mantiene ancora il posto palla, poi va alla conclusione, palla che tocca il ferro, Savatteri sotto canestro, ma arriva Zennite che poi affida il pallone alla numero 19 Frustacci, poi la conclusione dalla distanza, palla che non tocca neanche il ferro, mentre si è fatta male. Si rialza per fortuna Sofia Frustacci, sicuramente ha girato la caviglia arrivando a bordo campo per cercare di mantenere in campo quel pallone. Adesso siede in panchina, ma sembra tutto sotto controllo. Pellegrini, Zolfanelli, c'è il blocco di Savatteri che poi va all'interno del verniciato a ricevere il pallone, che poi viene sprecato. Adesso Gigliottos, lo scarico per Nerini, ancora Gigliottos, palla dentro, palla che gira velocemente per la formazione toscana, poi palla dentro, la gran giocata di Ramò per la numero 13 Gianolla, che va ancora a referto. 34 per la Virtus, 55 per Nico Basket. Ancora Pellegrini, c'è il blocco di Crisantidou, poi conclusione con Crisantidou che va a bersaglio.
Ramò fronteggiata da Crisantidou, poi c'è lo scarico per Gianolla, ancora Zelnite dalla distanza, c'è la tripla per la lituana. 36-58. Crisantidou, pallone verso Zolfanelli. Nerini, Gianolla, poi ancora Nerini, il palleggio, lo scarico per Marò, per Ramò, non Marò che perde palla. Adesso Zolfanelli, palla schiacciata a terra per Crisantidou, affidata poi a Podda, c'è il fallo di Ramò. Zolfanelli, si libera Pellegrini, c'è il blocco di Brunetti, ancora Zolfanelli, c'è la ripartenza di Zolfanelli che subisce fallo. Pellegrini, il palleggio, palla affidata a Podda, ancora Brunetti, recupera il pallone che le passa a Zolfanelli e lo scaraventa all'interno della rettina per il punto numero 38, più 20 però per la formazione toscana. 1 minuto 8 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Adesso il fallo di Podda. Adesso Ramò, palla dentro, spalle a Canestro, si gira molto bene la numero 13 Gianolla che va ancora a Canestro. Adesso Zolfanelli, il posto palla affidato a Capitan Pellegrini, la penetrazione di Pellegrini, poi arresta la corsa, ci pensa per 2 volte. Adesso Podda, lo scarico per Crisantidou, la conclusione di Crisantidou ancora da 2 punti, ma va ancora a referto. Zelnite, lo scarico per Frustacci, ancora palla per Zelnite, palla dentro, c'è il pallone recuperato da Gianolla che però non riesce ad andare a canestro. Adesso Podda elude l'intervento di Zelnite, palla affidata a Crisantidou, la conclusione dalla lunetta del tiro libero, palla che tocca il ferro, rientra in campo, si riparte, il canestro è valido. Terminano questi 10 minuti del terzo quarto con il parziale di 40 per la Virtus, 62 per Nico Basket. Ultimo quarto di questa sfida valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile, girone sud tra Virtus Cagliari e la Nico Basket. 40 per le cagliaritane, 62 per la formazione toscana. Adesso palla recuperata, la difesa di Podda che recupera così il pallone, lo mette subito in movimento per Zolfanelli. Zolfanelli che ha chiuso con 13 punti nei primi 3 quarti, è la migliore realizzatrice della sua squadra. Adesso sbaglia
la conclusione dalla distanza, poi arrivano le braccia lunghissime di Federica Brunetti che vince un altro rimbalzo. Ancora Zolfanelli per Brunetti, c'è il fallo di Ramò su Brunetti. Brunetti con 10 punti all'attivo, 12 invece sono quelli di Crisantidou. In casa Virtus sono le 3 migliori realizzatrici, mentre in casa Nico Basket spiccano i 30 punti di Elena Giovanna Ramò e i 14 di Gianolla. Adesso conclusione dalla distanza, poi c'è la palla recuperata proprio da Gianolla che non riesce però a mantenere il pallone in campo. Palleggio di Pellegrini, lo scarico per Zolfanelli, palla dentro, sfondamento di Crisantidou. Fuori podda dentro la numero 21 Ludovica Pilleri. Adesso conclusione facile per Laura Zelnit. Altri 3 punti, sono 65 totali quelli della Nico Basket, 40 per la Virtus. Adesso la conclusione da 3 di Pilleri, troppo lunga, palla che non tocca neanche il ferro, rientra in campo il palleggio Gigliottos senza guardare dentro per la numero 13 Gianolla. Non si accorge del passaggio, non capisce almeno le intenzioni della propria compagna in un primo momento, quindi perde il controllo col pallone. Possesso palla ancora per la Virtus. Pellegrini, ancora Pellegrini, si ne in fondo, nasconde il pallone ma poi sbaglia invece la conclusione, mentre si fa male la numero 19. Sicuramente ha girato la caviglia. Secondo episodio con la stessa caviglia per la numero 19 Sofia Frustacci. Questa volta però sembra più grave l'infortunio della giocatrice toscana. Si rialza e va a sedersi in panchina. Sembra effettivamente più dolorante, più preoccupata adesso. C'è il medico anche della Virtus Cagliari che ovviamente va a controllare lo stato della caviglia. Passo palla Gigliottos con le mani. Adesso la conclusione. Si incartano sotto canestro Pilleri e Crisantidou. Ancora Gigliottos per Capitan Nerini, poi dentro verso la numero 13 Gianolla, arriva da dietro Ramò che viene fermata. L'ultimo tocco però di Zolfanelli, mentre pronta Podda.
fuori Pilleri, dentro di nuovo Podda. E adesso c'è il posto palla per la Virtus. Zolfanelli in palleggio, 7 minuti 25 secondi, 40 per la Virtus, 65 per Nico Basket. Virtus ferma, 40 punti già da forse troppo tempo. Adesso la conclusione ancora di Brunetti, che poi recupera anche il pallone. Adesso Podda, palla affidata a Zolfanelli, il controllo, la protezione del pallone, poi la penetrazione di Zolfanelli sino in fondo, palla appoggiata al tabellone. Sono il punto numero 42 per la Virtus. Adesso Ramò, spalla a canestro la numero 13 Gianolla, poi palla dentro, Gigliottos perde il pallone ma poi caparbiamente lo riconquista, subisce anche fallo. Zennite pressata da Brunetti, palla fuori, Ramò, ancora Nerini, c'è libera dentro il verniciato, la numero 13 Gianolla, palla recuperata ancora dalla Virtus. Adesso palla dentro per Crisantidu, Brunetti dalla linea del tiro libero, palla che tocca il ferro e rientra in campo. Adesso Gigliottos cerca e trova Zennite, ancora Zennite, c'è la finta del blocco, poi Nerini sino in fondo protegge il pallone, poi tenta la conclusione, Crisantidu conserva il pallone, poi Lussu sino in fondo, Lussu appoggia il pallone al tabellone, pallone che però rientra in campo. Ancora Zennite dalla distanza, poi Crisantidu, colpo in faccia ricevuto dalla numero 13 Gianolla. Adesso ancora Brunetti, palla che tocca il ferro, poi la stessa Brunetti va alla ricerca del pallone. Posto palla ancora per la Virtus con Zolfanelli, lo scarico per Lussu, il cambio di direzione, il cambio di passo di Lussu che va a canestro. Ancora Ramò, poi Nerini, palla dentro per Zennite, ancora per Ramò che va a controllare il pallone e poi va a canestro. Podda viene stoppata, poi va alla ricerca del pallone, si allaccia con la numero 0 Nerini. Si chiariscono Nerini e Podda, dentro anche la numero 27 Clarissa Mariani. Classe 2005. Adesso riparte Ramò, Zennite, ancora Ramò, pensa alla conclusione, poi ci ripensa Gianella, lo scarico dentro per Zennite,
c'è il fallo di Zolfanelli. Tiro libero per Zenit che va a segno. Sbaglia il secondo, ma il rimbalzo è preda ancora di Gianolla. Sono Nerini, la palla ancora per Ramò, solito tema tattico, arriva al rimorchio e poi va a depositare a canestro. Saranno sicuramente più della metà i punti messi a segno da Ramò in questa partita, sui 70 totali della Nico Basket. Sicuramente oltre i 35, ha chiuso il terzo quarto con 30 punti personali. Adesso Nerini, Gianolla, ancora Nerini, lo scarico, poi c'è Ramò, libera Zenit, si fa incontro, palla dalla parte opposta. Adesso la conclusione di Zenit ancora da 3 punti. Adesso c'è il fallo di Lussu ai danni della numero 27 Mariani. Mariani in palleggio, palla dietro la schiena. È entrata anche la numero 9 Asia Modini e c'è il canestro ancora per la formazione ospite, 44-76, parziale pesante. Crisantidou sino in fondo, poi Brunetti cerca la via del canestro ma viene fermata, c'è il fallo mentre si prepara anche Michela Conte al posto di Lussu. Michela Conte 2002, mentre Brunetti mette a segno il primo tiro libero. A segno anche con il secondo. Il palleggio di Mariani, palla giocata per Nerini. Zenit, palla dentro, sporcata, poi c'è il tocco ancora di Crisantidou. Se non sei sulle linee di passaggio ti continuerà a tagliare avanti. Adesso può da recuperare il pallone, lo gestisce, si libera Zolfanelli, ancora in palleggio, 120 secondi alla conclusione di questa sfida. Adesso Brunetti, palla dentro per Crisantidou, le scappa il pallone dalle mani, arriva il cambio, fuori la numero 17 Ramò, dentro un'altra giovane, la numero 16 Giada Modini, classe 2005 anche lei. Sta giocando con due 2005 e una 2003 in campo. La formazione ospite.
Adesso palla ancora Podda, si ferma lei, poi il palleggio, cerca Zolfanelli, il palleggio di Nerini, 1 minuto e 25 secondi al termine. Adesso palla dentro, c'è la conclusione di Modini, ma arriva Podda che poi rimette il pallone in campo tra le braccia, tra le mani di Zolfanelli, che va sino in fondo. La conclusione di Zolfanelli, palla che tocca il ferro, rientra in campo Nerini, viene affidato a lei il palleggio. Adesso ancora Nerini, palla dentro, Modini, la conclusione, la stoppata ancora di Brunetti. Adesso Conte sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, troppo forte. Un altro problema alla caviglia questa volta per la numero 23 Laura Zelnite, la lituana, che si rialza 46 secondi alla conclusione. Ancora Zolfanelli, c'è il blocco su Nerini, poi c'è la ripartenza e c'è il fallo della Virtus sulla numero 16 Giada Modini. Fuori Giada Podda, dentro la numero 12 Pala. Giada Modini in lunetta e va a segno con il primo tiro libero, a segno anche con il secondo. Palla dentro, si gira molto bene la numero 7 Savatteri, che va a canestro. 48-78 il risultato, ancora 18 secondi da giocare. Zelnite, Nerini, ancora Nerini sino in fondo, poi c'è lo scarico, la tripla tentata dalla parte opposta ancora dalla numero 16 Modini, poi c'è l'ennesima stoppata. L'ennesima stoppata, diciamo, di Federica Brunetti. Un secondo, termina qui l'incontro con il risultato di 48 per la Virtus, 78 per Nico Basket, mentre si discute, perché ci potrebbe essere al massimo un secondo o due da giocare. Non si capisce, sono avvicinate al tavolo degli arbitri le due signore, la signora Giulia Caravita e Alma Pellegrini. Termina così l'incontro, quindi arriva il triplice fischio con la sconfitta casalinga per la Virtus, 13ª partita in campionato, 13ª sconfitta per la Virtus, 48-78 per la formazione toscana in provincia di Pistoia, di Ponte Buggianese, vale a dire la Nico Basket. Dalla Palarestivo è tutto, da Alessandro Carta un ringraziamento anche a Gianluca Rubiu per le immagini e la parte tecnica. Poi troverete anche le interviste del post partita.